Cucugnao, cucugnao! Ciao. Ciao. Anche voi altri qua a fare bird watching? Sì. Sì, è la prima volta che faccio bird watching, no? Non l'ho mai fatto in vita mia. Perché deve essere bello, no? E dici che qua tra l'altro che sia proprio un centinaio di specie ornitologiche diverse, uccelli, specie ornitologiche, serie di uccelli diversi. E anche mia mamma mi ha detto proprio che una delle zone meglio per fare birdwatching è proprio questa qua. Infatti non pensavo di cattare gente, mamma no, di solito sbaglia sempre su queste robe. Invece è bello che siamo in compagnia, no? A fare questo tipo di attività, perché vuol dire che tanti giovani anche di appassionarsi alla bellezza della natura, però bisogna anche avere gli strumenti giusti, sapere come che si fa. Per esempio ho visto dei tutorial e diceva che la roba principale, se che piacere fare birdwatching, è il silenzio. E ora Tasi! Se da un'ora che te parli! Basta! CTG, e questa mia mamma mi ha detto e questo è stato dai! Basta, non ho capito! Mamma mia! Goditi il silenzio e le meraviglie della natura. Scopri il Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po. Bici, passeggiate, natura, escursionismo, canoa, proposte didattiche e molte altre esperienze a contatto con la natura. Visita parcodeltapo.org. Sì, però ragazzi, se continua così, secondo me scampa.